Un consiglio comunale straordinario si è svolto a Licata nella sala capitolare del Carmine, nuova sede dell'Assise, in quanto al municipio si stanno effettuando lavori di restauro. Sono intervenuti tra gli altri l'assessore regionale all'energia l'Agrigentino Roberto Di Mauro, il parlamentare regionale di 5 Stelle di Licata Angelo Cambiano e il presidente del comitato di quartiere Piano Bugiades Lorenzo Graci. Ha moderato i lavori il presidente del Consiglio di Licata Anna Triglia. L'assessore Di Mauro ha precisato che i fondi a disposizione del Comune di Licata saranno liberati e messi a disposizione non appena la magistratura avrà terminato le proprie indagini. Andiamo alla magistratura. Abbiamo già attivato le procedure di esclusione della polizza, abbiamo attivato le procedure per la decadenza dell'autorizzazione. Dopo che la Procura avrà terminato le proprie indagini, certamente noi procederemo ad assegnare delle risorse al Comune di Licata per la relativa caratterizzazione del rifiuto e poi ovviamente consentire al Comune di Licata di fare un progetto per rimuovere tutti questi rifiuti che ci sono allocati all'ingresso del paese. Assessore, c'è la possibilità, è questo che chiede la gente, questa è la preoccupazione in questo momento della città, perlomeno di coprire questi rifiuti? La Regione può intervenire in questo senso? Ma la Regione può intervenire quando l'intervento sarà possibile, cioè allora quando la magistratura avrà autorizzato. Ho detto al sindaco di cogliere l'invito che ho fatto io e che ha fatto anche l'onorevole Cambiano, di recarsi in procura e chiedere se è possibile anticipare i tempi rispetto alla definizione dell'iter di accertamento giudiziario. Lorenzo Graci è il presidente del comitato di Piano Bugiades che raccoglie quanti abitano a poche decine di metri dal luogo dell'incendio. Ha appena ultimato l'intervento, ha detto una cosa grave. Lei dice ancora in questo momento lì non si respira, è così? Sì. Rilevo quindi che ancora tutt'oggi nella zona basta, è sufficiente quindi sostare anche 5 minuti, ma c'è un'area, quindi risulta esserci un'area pungente, un'area quindi che impedisce alla gente di vivere, Noi abbiamo inoltrato anche una nota al Comune di Licata in cui abbiamo fatto delle richieste ben precise, cioè delle richieste preliminari e immediate, e al fine di cercare quantomeno non di risolvere il problema, ma quantomeno di arginare quello che può essere l'ulteriore aggravamento della situazione. Ha chiesto anche la rimozione di fatto dei rifiuti che sono ancora lì. Nella nota che ci abbiamo protocollato abbiamo richiesto diverse richieste, il trasferimento dell'amianto, il trasferimento di tutti i residui rimasti. Abbiamo chiesto anche una vigilanza, stante la pericolosità del sito, una vigilanza quantomeno notturna per evitare il ripetersi di ciò che già si è verificato. Abbiamo anche chiesto all'amministrazione anche una serie di altre attività, alcune attività a breve termine, altre interventi anche a lungo termine. Abbiamo anche avanzato anche delle proposte tampone nell'ipotesi che dovesse esserci anche delle difficoltà di carattere economico, quale il trasferimento immediato di tutti i residui presso anche terreni confiscati alla mafia e che si trovano a distanza di circa 5-7 km dal centro abitato. Necessità di mettere in sicurezza quell'area perché la preoccupazione tra i cittadini è ancora elevata, considerato che attendiamo le analisi al suolo rispetto alla ricaduta dei materiali inquinanti. Necessita immediatamente mettere in sicurezza l'area ed era stato già suggerito dall'ARPA di coprire anche temporaneamente l'ammasso dei rifiuti combusti per evitare il contatto con agenti atmosferici, vento, acqua che potrebbero incrementare la dispersione di sostanze inquinanti nell'ambiente. In quarta commissione ambiente c'è stata una audizione settimana scorsa in cui si è parlato di tanti aspetti che devono essere approfonditi. Come ho detto precedentemente, c'è stato un momento che era quello dell'emergenza, adesso questo è il momento della messa in sicurezza e contemporaneamente della tutela della salute dei cittadini e del sistema economico e produttivo della città. È chiaro che arriverà anche il momento di fare luce e chiarezza rispetto a tanti aspetti che hanno
interessato lo svilupparsi di questo luogo e la politica deve interrogarsi come aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi e speciali non possono essere posizionate a ridosso del centro urbano a 100 metri dal centro abitato cittadino.